Traffico da bollino rosso sulle strade e autostrade siciliane per l'ultimo weekend di luglio, quando inizia la fase più intensa dell'esodo estivo. Le maggiori criticità sono state rilevate dall'ANAS sulle direttrici autostradali A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazzara del Vallo, tangenziale ovest di Catania, A18 Messina-Catania ed A20 Messina-Palermo, dove in mattinata un mezzo in fiamme all'altezza dello svincolo di Boccetta ha causato la paralisi del traffico già congestionato a causa dei lavori sul viadotto Ritiro. Come se non bastasse a complicare la situazione in questo periodo di grandi partenze, ci sono i rincari sui carburanti. In Sicilia la benzina in modalità servito ha già superato i 2 euro al litro. Sulla Venezia-Trieste e sulla A14 Bologna-Taranto ha toccato addirittura i 2,50 euro al litro. Con gli spostamenti in massa degli automobilisti, le compagnie petrolifere stanno aumentando il listino alla pompa dei carburanti. Basti pensare che negli ultimi 3 giorni il prezzo è salito di circa 5 centesimi al litro. A Palermo e a Catania, dopo una breve tregua di 48 ore, torna pure l'emergenza caldo. L'ultima domenica del mese, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, sarà da bollino arancione su entrambi i capoluoghi, dove torneranno 37-38 gradi. La città etnea è ancora alle prese con gli effetti di Caronte, che ha triplicato il numero dei decessi nei giorni scorsi. Anziani e persone fragili sono state le principali vittime dell'eccezionale ondata di caldo. Al cimitero di Via Aquincella, in un solo giorno si è passati dalle 8 alle 30 tumulazioni, costringendo così il comune di Catania a correre ai ripari, predisponendo attraverso un'ordinanza un piano straordinario di sepolture. Non è corretto, non è corretto. Fuori, dobbiamo aspettare che chiamano, però non hanno neanche un megafono. E allora come si fa? Dovrebbero avere una lavagnetta con scritto Milano 8714. Le aziende siciliane che portassero i megafoni, che regalassero le lavagnette, no? Sono passati 13 giorni dall'incendio che ha paralizzato l'aeroporto, un'intera città, mezza Sicilia. 13 giorni non significa più fronteggiare un'emergenza, ma uno stato di fatto, e lo stato di fatto dice che non ci sono informazioni. Gli addetti agli imbarchi chiamano a voce, quasi gridando, il volo e i passeggeri poi fanno il passaparola. Francoforte! Ci vuole generale Figliolo, chi fa logistica. Non c'è nessuna informazione, è tutto così, all'inventiva del passeggero che si deve informare, deve chiedere, e anche Milano. Quello che avete sentito, un grido neanche tanto distinto, è una signora che grida a Milano, quindi sta chiamando i passeggeri per Milano. Di quale volo non si sa, perché il numero non si sa, ma questa è la situazione. Per trovare un addetto con un telefono collegato al terminal delle partenze occorre girare tutta l'area sotto il sole. Ci siamo dati da fare, considerando anche che siamo anche italiani. Ho visto che ci sono degli stranieri che hanno difficoltà. Devi andare pure a Ginevra? No, io non devo andare a Ginevra, io devo andare a Genova. Mi metto qui, poi là dentro mi devieranno, non lo so. Nessuno le ha detto nulla? Nessuna informazione. Diamo informazioni, tutti i passeggeri ricevono informazioni adeguate. Però devono venirla a cercare un po' in giro, non... No. Non c'è un punto fisso? No, il personale è dislocato ovunque. Bisogna cercarlo in giro? No, ci facciamo trovare. Qui a Catania gli aerei, i bus, i treni non si prendono più, ma si cercano e se va bene si trovano. Siamo andati a chiedere anche là, no, venite qua e dovete aspettare il bus che c'è scritto aeroporto Trapani. Questo chi ve l'ha detto? E quelli che lavorano qua, il bigliettaio anche di là. Gli orari li trovi su Facebook, cioè proprio... A Palermo è allarme diossina. Dopo l'incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo, l'ARPA ha rilevato la presenza della sostanza nell'aria. Il dato, che è di oltre 9 volte superiore a quello che mediamente si ritiene possa essere presente solitamente nei centri urbani, è stato reso noto questa mattina. Eppure sia la Protezione Civile che la Regione non vogliono creare allarmismi. Il governatore Schifani, che questa mattina ha accolto il vice premier Antonio Tajani, alla domanda se la popolazione palermitana deve preoccuparsi, risponde così. Non sono informato nel tecnico, però valuteremo le dichiarazioni dei valori dell'ARPA, ne parleremo con il sindaco, se ci sono altre iniziative da assumere aiuteremo il Comune a fare la sua parte e a intervenire. La Regione ha dimostrato come sempre di essere pronta ad intervenire con mezzi umani, mezzi finanziari e anche coordinandosi con il Governo nazionale.
Il ministro degli esteri Tajani ha prima commemorato il giudice Chinnici, ucciso 40 anni fa, e poi ha voluto segnare la sua presenza in un momento sicuramente difficile per l'isola. Tajani ha incontrato il corpo forestale e ha poi assicurato sostegno alla Sicilia. Ma la richiesta del presidente Schifani mi pare giusta, giustificata. Integrare il corpo forestale della Sicilia con nuovo personale anche per coprire i buchi di organico che ci sono mi sembra assolutamente giusta, quindi farò di tutto per appoggiare e sostenere la richiesta del Presidente della Regione. Ne parlerò anch'io con il Ministro Giorgetti, che è il Ministro competente, poi dovrà lui dare l'autorizzazione alle assunzioni, ma mi pare veramente una richiesta giustificata. E dire che i mezzi già erano stati acquistati dal vecchio governo Musumeci, 120 nuovi mezzi antincendio che furono acquistati dalla regione con fondi comunitari, ma la guerra in Ucraina e un ricorso amministrativo hanno rallentato la consegna che comunque, si spera, arriverà tra pochi giorni. Dobbiamo fare i conti con il cambiamento climatico, è una realtà della quale ormai dobbiamo tenere conto in termini di progettualità, in termini di previsione, in termini anche assicurativi. Siamo accanto agli imprenditori, fare imprese in Sicilia diventa difficile rispetto ad altre aree della nazione, e però la nostra produzione si è affermata, il brand Sicilia conquista spazi di mercato. La piaga degli incendi c'è e continuerà ad esserci, perché il cambiamento climatico, che non è la sola causa, c'è anche una concausa determinata dai venti di scirocco, dalle altissime temperature e, lasciatemelo dire, anche dalla incuria e dalla distrazione di qualche agricoltore, perché la prevenzione si fa sul fronte pubblico ma anche sul fronte privato. È considerato il padre del pool antimafia di Palermo, ma in realtà andrebbe ricordato come il padre di tutte o quasi le procedure di indagine contro la mafia. 40 anni fa, in via Pipitone Federico a Palermo, moriva il giudice istruttore Rocco Chinnici. A ucciderlo un'autobomba piazzata in centro città, una bomba che uccise anche 2 uomini della sua scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, e Stefano Lisacchi, il portiere dello stabile di via Pipitone Federico nel quale il giudice abitava. Rimasero ferite alcune persone, tra cui l'autista dell'auto blindata del magistrato Giovanni Paparcuri, ma anche in modo lieve alcuni passanti. Nato a Misilmeri il 19 gennaio del 1925, Chinnici entra in magistratura nel 1952. Dopo oltre 25 anni di gavetta, nel 1979 viene nominato consigliere istruttore a Palermo, proprio negli anni in cui la mafia sferrava un terribile attacco allo Stato. Chinnici ha allora una intuizione. Progetta e crea nel suo ufficio un gruppo di lavoro, il primo, pool antimafia. Accanto a sé chiama 2 giovani magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nasce quel giorno la lotta alla mafia, quella vera, un percorso che ha dettato tempi e modi per la legislazione antimafia italiana e adesso anche europea. A ricordare Chinnici il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il Presidente della Regione Renato Schifani, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e praticamente l'intero mondo politico italiano, mentre la magistratura lo ha ricordato con un evento a Palazzo di Giustizia dal titolo indicativo Memoria e continuità, il lavoro di Rocco Chinnici dall'ufficio istruzione di Palermo alla legislazione antimafia italiana ed europea. Eccolo l'SMS inviato a 169.000 famiglie italiane. In poche righe si comunica la sospensione della domanda di reddito di cittadinanza in attesa di eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali nel caso di difficoltà di inserimento lavorativo. Un messaggio che ha suscitato molte polemiche. L'ultima rata è quella del 27 luglio. Poi basta sussidio almeno per chi non è ultra sessantenne o abbia figli a carico o disabili nel gruppo familiare. Particolarmente colpite le regioni del sud e la Sicilia, con circa 60.000 famiglie che perderanno il sussidio. Coloro che hanno fra i 18 e i 59 anni potranno ricevere 350 euro al mese come supporto per la formazione e il lavoro. Una bella differenza rispetto al reddito di cittadinanza che inevitabilmente apre le porte all'inquietudine legata al futuro. Ho fatto il PUC, ho fatto volontariato per aiutare il comune, dove di appartenenza, non sono divanista. Ora però mi trovo a perdere casa, d'affitto, tutto. E ditemi voi come devo andare avanti io e ai miei figli, che devo dare la parte pure ai miei figli perché
sono divorziato. Il reddito di cittadinanza verrà definitivamente abrogato nel 2024 e sarà sostituito dal supporto per la formazione e il lavoro, come detto, e dall'assegno di inclusione. Stop dunque al sussidio che si poteva richiedere dal 2019. C'è chi considera quello che è successo come una vera bomba sociale. La CGIL chiede di prorogare il termine per la sospensione, pareri che si susseguono anche sui quotidiani, e se alcuni giornali parlano di vergogna di Stato, c'è chi la pensa in maniera completamente opposta, ed ecco i titoli sui fannulloni e sulla fine della pacchia. Il reddito di cittadinanza, anche nel momento della sua fine, continua a dividere l'opinione pubblica. Non sarà il red carpet, ma una diva è sempre una diva. È così che Susan Sarandon fa il suo ingresso nell'aula consiliare del comune di Ragusa, accolta dal sindaco Peppe Cassì. Quasi un ritorno a casa per l'attrice statunitense di origini siciliane. A scoprire casualmente i legami di parentela, il cugino ragusano Giovanni Criscione, che nel 2006 riuscì a contattarla, iniziando così un bellissimo rapporto, tanto da portarla nel capoluogo ebleo per conoscere la terra del nonno. Dopo 16 anni dalla prima visita, l'attrice di Hollywood partecipa al premio Ragusani nel mondo a fianco proprio del cugino. Un gesto di affetto e gratitudine verso una terra ed una manifestazione che ha contribuito a riscoprire una parte importante delle sue origini familiari. Nel corso della visita informale al comune ebleo, Sarandon ha scambiato diverse battute con tutti i premiati. L'attrice, che ha soggiornato a Ragusa Ibla, in questi giorni ha visitato diverse aree della provincia e venerdì scorso ha assistito all'interno della villa comunale di Chiaramonte Gulfi al concerto dell'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. I numeri sono
Una grande soddisfazione perché l'argento mondiale non può non essere tale, ma anche tanto rammarico perché le spadiste italiane, di cui fanno parte anche le siciliane Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio, sono state in vantaggio con la Polonia per tutta la durata della finale, ma poi proprio all'ultimo assalto, aperto con le azzurre avanti 25-23, Rossella Fiammingo ha sentito l'importanza della posta in palio. L'oro mondiale alla spada femminile mancava dal 2009. Così la catanese si è fatta rimontare e superare. Alla fine la Polonia ha vinto 32-28. Peccato, ma resta comunque l'ottimo percorso fatto con la Fiammingo protagonista nei turni precedenti che hanno condotto alla finale. L'obiettivo è diventato quello di vincere l'oro, perché comunque dopo anni e anni di bronzi e argenti volevamo conquistarci quest'oro, ma non è arrivato e vuol dire che dobbiamo lavorare ancora di più e sono ottimista che arriverà. Il quartetto era completato da Mara Navarri e Federica Isola. Ottima la prova anche in finale di Alberta Santuccio, già argento nella gara individuale. Ci sarà il nostro momento, comunque siamo una squadra fortissima, l'abbiamo dimostrato, continueremo a dimostrarlo e continueremo a lavorare, insomma la strada è quella giusta, ne siamo sicure. L'argento dei mondiali di Milano ha fatto compiere alle azzurre un importante passo verso le qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sarà l'occasione per puntare all'oro che ai mondiali è sfuggito per un soffio.